Ciao, volevo così sponsorizzare un evento non organizzato da Chiesa Azzurra ma dal Club Lions, che lunedì scorso ne hanno fatti diversi. Hanno fatto precedentemente quello degli ex sindaci, di quello non sono andato perché non credo che sia rimasto zitto sentendo qualche ex sindaco e lasciamo perdere, ma invece questo qua ultimo che l'ha organizzato appunto il Lions alla Pinacoteca della Santissima Trinità qui in centro a Chioggia. C'erano l'invito degli ex consiglieri regionali e gli ex parlamentari. Gli ex parlamentari ne abbiamo solo uno ed è l'amico Giuliano Godino, che è stato ancora a suo tempo parlamentare, ancora nel 1984 parlamentare con Forza Italia, col primo governo Berlusconi. E poi c'era la Erika Baldin, che è ancora consigliere regionale ma lo è stata nella scorsa legislatura, e poi il consigliere Lucio Tiozzo, il consigliere Rudy Varisco, e Nelson Ressler, che è stato addirittura per 2 mandati consigliere regionale, e poi è mancato, non c'era il consigliere Carlo Alberto Teserin, l'amico Carlo Alberto, perché era a casa con qualche lineetta di febbre, quindi non si è sentita purtroppo sarebbe stata una presenza molto significativa. Allora, intanto complimenti ai Lions che fanno queste cose che sono importanti. Allora vi solleciterei, vi vorrei stimolare a ascoltare gli interventi dei consiglieri regionali, degli ex consiglieri regionali, in particolare dell'Enzo Ressler, che ha fatto un intervento a mio avviso eccezionale, che è assolutamente da seguire, e in particolar modo lo inviterei, come hanno fatto loro, alle giovani generazioni che io ricordo, per chi non lo sapesse ma penso che si sappia, ho corso anch'io, diciamo, come consigliere comunale, sono stato quasi 10 anni consigliere comunale sotto le insegne di Forza Italia, oppure portando le insegne di Forza Italia, e diciamo che comunque, anche se in questo momento non ho bandiere politiche e non sono legato a nessun partito o movimento, comunque in realtà la politica la faccio tutti i giorni. Ma al di là di quello che fa Andrea Comparato, ci sono alcuni passaggi che bene o male tutti i consiglieri regionali hanno detto, che sento particolarmente miei, e vorrei ricordarvi che alle ultime elezioni regionali che abbiamo fatto, dove sono stati eletti ben 3 consiglieri regionali, la Erika Baldin col Movimento 5 Stelle, il Jonathan Montarariello col Partito Democratico e Marco Dolfin con la Lega, Chioggia Azzurra, il sottoscritto, ha assolutamente indicato di votare i candidati locali. Perché? Perché faccio spesso questo esempio, magari poco significativo, potrebbe sembrare poco significativo. Se siamo su condominio e siamo in 40, se non andiamo alle riunioni di condominio, gli altri condomini decidono loro. Chioggia, il Parlamento regionale, il governo regionale, il consiglio regionale ha dei rappresentanti. Chioggia è l'unico comune del Veneto che ha in questo momento 3 consiglieri regionali. Anche in passato li abbiamo avuti, perché c'è stato un periodo in cui c'era Ressler, Carlo Alberto Teserin e Lucio Tiozzo, ed è molto importante. A me dà fastidio a volte quando leggo, soprattutto con i commenti, in realtà io non seguo i commenti, però qualche volta c'è qualcuno che dice ma tanto cosa hanno fatto prima, non sono... Ecco, non è assolutamente così. Avere una rappresentanza politica in consiglio regionale per la nostra città è stato imperativo, è stato eccezionale, e soprattutto, tra l'altro, è stato importante il gioco che c'era in ruoli diversi nel periodo soprattutto in cui avevamo Carlo Alberto Teserin che era nel centrodestra e Lucio Tiozzo che era nel centrosinistra all'opposizione. Ieri, lunedì scorso, che facciamo questi interventi, alcuni interventi, io ho un ottimo rapporto con tutti i consiglieri regionali, gli ex consiglieri regionali ma anche questi attuali, e dicevano, noi abbiamo fatto l'opposizione si può fare un certo... Invece a mio avviso non è così. In realtà l'opposizione può fare tanto perché è di stimolo. Non è vero, tanti dicono l'opposizione è il ruolo secondario, non è così, non è così. E comunque, tornando a bomba, tornando a quello che vorrei dirvi, è che piaccia o che non piaccia la politica, vi invito ad ascoltare tutti gli interventi che trovate nella playlist di tutti appunto gli ex consiglieri, ma in particolare quello di Ressler, che a me è piaciuto particolarmente, perché è importante che la nostra città abbia dei rappresentanti. Fanno bene, fanno male, mettiamo che siano degli incapaci, che non lo sono, comunque essendo là verificano e controllano quello che fanno gli altri, e per noi, per la nostra città, questo è importante. Ultima, diciamo, autocelebrazione.
che Chioggia sia l'unico comune del Veneto che abbia 3 consiglieri regionali. Venezia non ce n'è neanche uno, la città capoluogo non ce n'è neanche uno, noi ne abbiamo 3. Vorrei dire che una delle possibilità che hanno avuto questi 3 di essere consiglieri regionali è perché su Chioggia Azzurra abbiamo spinto alla morte che votino solo i candidati locali. Abbiamo addirittura rifiutato della pubblicità a pagamento di candidati consiglieri di fuori, anche amici, che mi hanno chiesto dai dammi un aiuto, metti su Chioggia Azzurra. No, mi dispiace, non possiamo metterli perché ho detto a tutti di votare i locali, non posso fare la pubblicità di quelli fuori. Ecco, pensate bene e ascoltate soprattutto ai ragazzi giovani che magari in questo momento la politica per vari motivi non interessa, sembra una cosa sbagliata. Purtroppo si parla molto dell'antipolitica, che in realtà è stata proprio una fregatura avere l'antipolitica, e ne parleremo eventualmente un'altra volta. Ripeto, vi invito ad ascoltare gli interventi che ci sono stati lunedì scorso, trovate nella playlist, in particolare, ripeto, quello dell'amico wrestler.